1, 2, 3. Evviva! Tolto il drappo bordeaux, la targa si mostra a cittadini e turisti. Nero su bianco la scritta Rivetta Carlo Goldoni. Campeggia in alto, quasi a rappresentare la grandezza del talento veneziano che qui a Chioggia è sempre stato di casa. E così, proprio accanto all'edificio dove il famoso commediografo e scrittore veneziano alloggiava, una targa segnala l'intitolazione della piazzetta intima e raccolta a Carlo Goldoni. È la Rivetta vicino al ponte Scarpa, affacciata sull'iconica riva Vena nel cuore del centro storico. Un luogo magico e quasi segreto che richiama quell'ambiente popolare e vivace, spesso fonte di ispirazione per le sue celebri commedie. Commedie che in una forma più contenuta sono state interpretate in occasione della cerimonia di presentazione della targa, grazie anche ad intermezzi musicali che hanno proiettato il pubblico indietro nel tempo. Presenti diversi ospiti, dallo storico Paolo Voltolina, l'autore teatrale Enrico Ricciardi, lo scrittore Maurizio Drago e l'assessore all'urbanistica del comune di Chioggia Maria Rosa Boscolo Chio. La cosa interessante secondo noi è questa Rivetta, l'abbiamo chiamata Rivetta Carlo Goldoni, perché sa di intimità, sa di intrigo, sa di storie che poi ci saranno raccontate e sa soprattutto di valorizzare uno scorcio della nostra città di Chioggia, del nostro centro storico Riva Vena, splendido, meraviglioso. L'iniziativa, promossa dal Comune di Chioggia, è stata realizzata in collaborazione con Arteven, Proloco Chioggia, Musica Chioggia e il Comitato Riva Vena, un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e realtà culturali cittadine.